Ecco l'anagrafe delle incompiute. Come si ricorderà, era stato approvato in Commissione Bilancio un emendamento riguardante l'istituzione obbligatoria di una sorta di censimento delle cosiddette incompiute, le opere pubbliche, cioè mai completate e dunque realizzate, su proposta di Forza del Sud e in particolare del deputato Pippo Fallica. Oggi intervengono il coordinatore di Grande Sud Mario Baldacchino e la responsabile provinciale del Dipartimento Formazione Politica Barbara Garascia, i quali, in linea con il vice coordinatore nazionale del partito Michele Cimino, evidenziano l'importanza dell'azione incisiva portata avanti con successo da Fallica. Ancora una volta dichiara in particolare Mario Baldacchino, Pippo Fallica, oltre a guidare il partito con estrema saggezza e valenza politica nel suo ruolo di coordinatore regionale, ha colto il segno individuando una delle piaghe ataviche che affliggono il territorio italiano. Le cosiddette cattedrali nel deserto nel giro di pochi anni potranno essere un brutto ricordo da dimenticare, prosegue Baldacchino, e saranno sostituite da strutture operanti e utili alla società, grazie anche all'intervento dei privati a cui lo Stato o la Regione potranno venderle. Secondo Barbara Garascia è di fondamentale importanza poter trovare una soluzione agli enormi sprechi degli enti pubblici. L'approvazione dell'emendamento proposto dal nostro coordinatore regionale, conclude poi, unito al contributo dei privati, potrà consentire il recupero di opere pubbliche incompiute, eliminando nel contempo gli innumerevoli scempi paesaggistici presenti sul territorio. Garascia e Baldacchino rivolgono pertanto anche un appello a tutti gli enti preposti affinché possano redigere con tempestività l'elenco delle opere da recuperare per non perdere altro tempo prezioso.